9, 10, 11, prego, prego. Festa dei formaggi a Gemona, formaggi e dintorni. Non ha pelle, no, questo lei lo taglia qui, tutte e due le parti, quando le si cucina le si arriccia. Deve solo scaldare, però lo dovrei sani, sarebbe la sanita, sarebbe questa, la capra bianca, perché la capra è tutta varia. E vanno sui 52, 50. Abbiamo le confetture delle latte, moscato dolce. Grazie mille. Dopo questo passare in tempo, questo si può, è già tagliato, ma si può scaldare o anche mangiare freddo. Sì, è buona, ma... Con mia suocera faceva appunto l'arrosto, si faceva questa crema di mascarpone e noci, la metteva sopra. Sì, però guarda, volevo anche il bicchierino, però col contrastino ci sente. Ciao. Buongiorno, buongiorno, credo che avete Saremo in diretta tutto il giorno da Piazza Veneto di Gemona, così come anche Stai ricordato anche Poveri Dombis che qui con me. Salutiamo quelli che sono gli sponsor. Salutiamoli perché Alcuni li abbiamo già visti qua con noi. con alcuni ci ho anche parlato, con altri attendiamo la loro visita. Abbiamo parlato, per dirti, con l'emissario del concessionario Micheluti che ci ha proposto le 3 auto qui in esposizione vicino a noi e quindi venite a vederle. Eros Saidero, il nostro amico Eros con la sua ditta di autotrasporti a Benzone, poi il bar Tablé a Campolessi
che praticamente è diventato un ritrovo per le vostre colazioni e pranzi freddi, anche serate musicali che ci vedranno presenti anche noi di Studio Nord, non lo dico quando, ma insomma lo scoprirete seguendoci sui nostri profili social e in radio soprattutto in radio. Centro commerciale Le Manifatture, il centro commerciale storico vicino a casa tua, a Gemona del Friuli. Poi, A casa mia? vicino a casa tua, quelli di Gemona hanno il centro commerciale vicino a casa loro. Sì, Poi Roberta Cesca e Gomela con i suoi straordinari, per dire sempre il solito l'oggettivo, succhi di mela e sidro, e poi la di cui aspettiamo proprio la titolare Giuseppina con la sua sta testando quale momento ideale per intervistare il nostro produttore. E poi queste per quanto riguarda il vostro festival. Allora, dopo cioè Questa è una Puglia. Basta che tu rompi. Ciao, ciao, ciao. Ciao Fio, ciao. Cioè, poi se ne vuole io che corso, frusca, non si sa, è azzurra lì. Cosa fatto il pane? Cazzo di cavallo, volevo assaggiare, ragazzi. Ma vogliamo assaggiare un pezzettino? La Puglia, prego! Non è il cavallo, amore! Prego la Puglia, dai, facciamo l'assaggio, prego! E concludiamo qui il nostro filmato su formaggio e dintorni a Gemona.